Buongiorno a tutti, io sono Ivan Bortolini del Meetup di Udine e questo qui è il secondo tratto della ciclovia Alpe Adria che collega l'Austria a Grado, e sono a Valbruna e ho deciso di fermarmi qui perché in pratica la ciclovia si è interrotta un poco più in giù e si è costretti a utilizzare una strada secondaria. Adesso vediamo che percorso bisogna fare e dove dopo ritroviamo di nuovo la pista ciclabile. Saliamo in sella. Buongiorno. Il fondo stradale è un po' sconnesso, peccato che il comune di Valbruna non abbia previsto un corridoio sicuro per collegarsi al tratto con Tarvisio. O che almeno asfaltasse, diciamo, la strada. Comunque, a mio avviso, lo spazio per creare un tracciato, anche tagliando qui in mezzo alla vallata, magari utilizzando dei sentieri usati per l'agricoltura, si potrebbe tranquillamente evitare di scendere in strada. Parlo ovviamente per ciclisti meno esperti e per le famiglie che, come abbiamo visto prima, scelgono di seguire questa strada e appunto usare una strada condivisa con le auto non è mai una bella cosa, specialmente quando ci sono dei bambini.
Chiedo perché non riescono a trovare un tracciato alternativo. Stava anche bene perché un po' di turismo c'è da fare, un po' del passato c'è davanti, quello parallelo alla statale portuale. Infatti se noti quando passi nel tunnel è molto largo proprio perché c'era la ferrovia. Ma se uno non sa segue il... Sì, no. Io è carina anche questa, se ti guardi in giro anche per la vista, se vai sai. Sì. No, più che altro anche a lato che c'è spazio magari. No, ho fatto vedere castonate, come ad esempio quando c'è un sito stesso strada. Sì. Sotto sono degli alberghi, dei infatti. esercenti, dobbiamo prevedere subito una strada per fare turisti lì. Ma io ho visto una cosa a Tarvisio, che c'era già uno che noleggiava le biciclette a ridosso della... Quello sì, infatti dobbiamo capirla che è una potenzialità. Cavolo, se la completassero giù fino a Grado ci sarebbero gli uni che scendono giù. Infatti, perché parlavo con lei adesso, è qui che è in questa parte che è il tipico mezzo colpito. Poi ti infili nella valle, il canale del Ferro. Sì, il canale del Ferro. Che selvaggio, Vai con canale. le strutture. Tutte quelle strutture, non so se si può definire archeologia industriale, insomma. Sì, È una favola. no, c'è anche in Austria, ce le invidiano una roba del genere. Se fosse là, E se fosse là ormai ci sarebbero 20 bed and breakfast ai 4. il problema poi è che sia al contrario. Ho messo questi passaggi stretti. Sì, sono un po'... Ma forse li hanno messi apposta per evitare che il ciclista esca in piomba su una strada. Ce li hai dappertutto, a parte questi. Questo è relativamente largo, come gli altri, quelli più stretti. Vedrai che hanno una moglie quello lì è una versione stretta, perché quello ufficiale sarebbe largo un metro. Bestia. Questione anche di stabilità, curva, Ma quanto costa una bici del genere? credo su 2000 euro. È un asino. Però gli fai 300 km senza sentirli. Sì, sì. E beh, sei... 300 non li ho mai fatti in giornata. Però sei in poltrona. Sì, 200 sì. Sì, sì, con tutti gli accessori là e... Questa c'è una teoria nel mondo delle scammore camber, che più il manovra è piccolo più roba c'hai sopra. Infatti, Oddio! non cazzi neanche tu, vedo che sei sulla buona strada. No, beh, ovviamente perché uno dice il cellulare, quello, quell'altro, il GPS. Il GPS perché collaboro con quelli streamer, quindi Ah! sempre tu. No, io faccio solo il video per conto mio. Ok, vabbè, ognuno poi si va tutto assieme. Ma poi dopo, guarda, io lo metto su YouTube. Vabbè, se al limite metto il link, ti chiedo metto il tuo nome, il tuo sito. Sì. Vuoi il tuo nome, mettilo. No, io lo faccio come meetup Udine, amici Beppe Grillo. Quindi abbiamo fatto tutte le piste di Udine. Fatto benissimo, con le critiche. Sì, con la pagella e tutto. Infatti volevo, sì, no, se l'avete già fatto voi perché il prossimo lavoro è probabilmente. No, ma Ma se l'avete già fatto voi no. no, fate tutte. Anche via Zanon che è stata fatta la scorsa settimana. Sì. E le abbiamo fatte tutte, oltretutto. Mi chiedo perché abbiamo messo proprio così. Cioè potevano trovare una soluzione. In Italia, guarda, mi ha mandato un brevetto. Aspetta che faccio una foto perché sono inquietanti queste cose. Ah no, No, comunque appunto siamo partiti in 6, sì, 5-6, cioè tra di noi, sì. e appunto sempre con la telecamera e tutto,
facendo le foto dei punti critici, montando il video e dando la pagella con tutti i punti, quindi sfondo stradale, segnaletica, occupazione, accessi. È stata una cosa abbastanza, a mio avviso, fatta bene. Dopo sarà il mondo di internet a criticarmela o meno, però finora i commenti sono stati positivi. Cavolo, ce n'è uno ogni... No. Ha rimesso su questa che non c'era. Mi chiedo come mai, perché qui è proprio una strada... Ah, forse ha senso per evitare che i mezzi motorizzati tipo i quad entrino. Questo è vero. Vabbè che il quad gira e entra lo stesso, però. Però... Le strutture qui mi aveva mandato un'email da Bologna, un sistema che stanno brevettando che è ancora prima elettrico. Cioè la canaletta dove dovrebbe entrarti la gomma per terra, è tutta una struttura in metallo che sale e ci passi a stento con le braccia. Non riesco a capire che senso, a parte il costo perché è una struttura abbastanza ingombrante. Solo in Italia, perché dico degli amici sloveni che si stanno prendendo in giro. Ma dove l'hanno montata? Questa a Bologna è una cosa sperimentale, mi hanno chiesto da un centro della FIA di Pordenone se si poteva andare bene per noi reclinati. No, ma penso non vada bene neanche per i ciclisti. E io mi lamento che queste cose ci sono stato anche per lei. Se dici largo, oppure anche la famiglia, se il carrellino dietro, qualcuno di questi ti dà fastidio. Sì. No, beh, soprattutto anche gli austriaci, che loro hanno il carrellino per portarsi in pratica la casa dietro. Sì, infatti. Vabbè, Sì. comodo, quando fai viaggi lunghi ti senti... Finché è così è ancora bene, però... Questa di sopra. Sì, hanno tirato giù anche il palo della ciclabile. Sì, ha fatto quella dietro lo stesso. Sì, se vogliono, c'è proprio una rottura di scatole per chi la vuole fare tranquilla. Se vai, se devi andare a Germania, No. ciclabili, e la ti prendi una ciclabile così e ti prendi via senza alcun problema, sempre in sicurezza, anche in città grosse. Ho studiato di Percorsi alternativi. perfetta sicurezza. Quando da noi è da classe, ogni passo carrabile ha il fine ciclabile dalla precedenza. No, beh, lì il discorso... Noi siamo come gli austriaci 30 anni fa. 30 anni fa, cioè, adesso la rete austriaca è figa, grande, ma è perché da 30 anni che ci lavorano. Sì, Noi abbiamo iniziato, se no, 5-10 anni fa. il problema è che credo che facciano il piede sbagliato. Ah sì, sempre all'italiana. È fatto da gente che la bici non la usa, che la accorgi subito. Sì, a voglia. Se l'hai vista udine. E le ho passate tutte. Ecco, appunto, quindi ti accorgi che io a volte non mi sento più sicuro sulla strada che non sulla città. Guarda, un bed and breakfast qui con una cosa. Questo sì. Cavolo. Uno studio, ho presentato l'altro ieri, solo che l'altro ieri hanno presentato questo libro a Regiutta, ieri mi è arrivato l'invito, quindi che ha fatto uno studio di uno studente, o forse un master che aveva fatto, proprio sull'utilizzo delle strutture della ferrovia, tutte queste case cantoniere, non so se siano sempre cantoniere, Sì, il riutilizzo a fini turistici. Perché dovrebbero mandare anche le copie gratuite, quindi... ma la questione è che deve essere completato fino a grado, se no non ha senso. Tra l'altro, da quello che ho capito, se non finiscono tutto entro quest'anno, perdono i finanziamenti della ricerca. Come fanno a finire tutto che non hanno... Non ha neanche il programma culturale. No, avevo letto sul forum ciclabili.com, una cosa del genere, che avevano ripulito la frana. Sì, queste sì. L'avevano già fatto una volta. Che oltretutto una ciclabile del genere, con gente che va sempre su e giù, è un occhio al mantenimento della montagna. Tra l'altro sì. Perché la forestale sono quelli che sono, cioè hanno un vasto territorio, però Poi hanno altro. se una persona attenta, perché io guardo la pista e dico oh che bella la pista, magari qualcun altro che la frequenta un po' più spesso e dice guarda c'è un principio di frana che viene giù, non è... Tante piccole cose, prima era un po' sporca, non è un grosso problema. Ma in Austria tu ogni mattina trovi c'è l'agricoltore con una spazzatrice dietro che spedisce i pezzi nel bosco. Perché loro appunto ci vivono, ogni azienda agricola ha il bed and breakfast. Sì, cavolo. Loro è un interesse averla in ottima condizione. Ma guarda che anche quando qui comincerà a entrare nell'ottica del cicloturismo,
alla fine effettivamente a uno comincia a dire il mio tratto lo tengo bene. Se poi serve in autunno trovi le erbacce, ad esempio qui non da qui vai al Borghetto. Sì. Un Borghetto che a me piace moltissimo, non lo conoscevo perché passavo in macchina sempre via. Il primo giro andavi con la ciclabile fino a Borghetto, poi ha portato via il ponte e nel frattempo ho finito questo pezzo, almeno metti un castello. Sì. Invita la gente perché Calino è stile tipico albino austriaco. Che schifo qua. C'è questa porcheria qua, Autostrada, si sa. Troppo. Non è uno dei tratti più belli. No, questo no. Hai dei pezzi che non stai sempre a fianco, non è proprio il massimo, il rumore. Beh, D'altronde qui non hai grosse alternative. l'unica cosa è che non mi piace dal punto di vista della sicurezza, io parlo sempre, che ci siano questi canali così fondi sulla sinistra, poco protetti. Basta una staccionata in legno, è già diverso. Perché io entro sempre nell'ottica del cicloturismo, che è la famiglia che Infatti, se non hai il ciclista esasperato. ma vogliono dire a politici di 60 anni che girano in macchina che un ciclista ogni 20 km si ferma e fa una consumazione. Sì, tra l'altro. Ma c'è un problema numero 1, Hanno richiuso la galleria. sì, ma infatti avevano probabilmente solo rubato il cartello. Qua sempre questi. Vedi, lo prendi se sei anche distratto, che fai altre cose. E questa galleria dovrebbe essere chiusa, Questa è chiusa però e ha ceduto il mezzo, sono tutti due cazzo. Vediamo la fanaleria. ecco, qui siamo all'ingresso della prima galleria che teoricamente dovrebbe essere chiusa perché ci dicono caduti dei calcinacci, però alla fine noi la percorriamo lo stesso con massima prudenza, ovviamente i fanali accesi e il caschetto in testa. Si vedono anche che c'è un'illuminazione che però in questo momento ovviamente non è attiva. Speriamo che sistemino a breve questo tratto perché è molto suggestivo. Queste le hanno fatte, inizialmente non c'era mai, c'era il problema che c'era su, c'è un torrente, c'era proprio sul torrente, una desminatina e ghiaia. Copriva. Ha risolto, facciamo le gallerie che passano sotto il torrente. L'ultima però prima di arrivare a Pontella te la vedi benissimo. Quello tutto il canale, se ti arrampichi sono i due muri, il problema è che ci passa. C'è qualche calcinaccio. Anche qui il problema perché non ha fatto manutenzione, l'unificazione d'acqua del torrente. Sì. Io vado dietro di voi perché voi avete una bella illuminazione, io. Qui bisogna andare molto piano e avere molta attenzione. Qui un fanale normale non basta, ci vuole una bella torcia potente. Infatti io adesso sto andando al buio a passo d'uomo perché la visibilità, come potete vedere, è nulla, quindi preferisco andare pian pianino. Ci sono molti detriti sulla strada, c'è qualche infiltrazione d'acqua, è un vero peccato che sia lasciata così, perché è veramente suggestivo come percorso. E qui siamo alla fine del tunnel. Io sono io.
Dentro avevano messo i mucchi di ghiaia, sono tolto i mucchi e hanno messo, perché affinché non si entrasse, poi forse passarci dentro avevano fatto un buco. Un po' alla volta. Però invece è venuto giù tanta più roba, c'è solo un punto in mezzo, che era venuto quello, e l'acqua di solito non c'è, l'unica cosa c'è il gelo della neve. Sì, Continua a venire giù acqua dal fornetto. E questa qui è competenza di che comune? Quello che è bello, perché hanno avuto finanziamenti per fare la ciclabile, che in questo caso li ho presi diciamo lontani. Ah. No, questo qui era addirittura così. E poi non è stato chiaro chi dovesse fare la manutenzione, probabilmente il comune. Sì, I però. comuni sono già con l'acqua alla gola sui finanziamenti. Ma io dico, essendo una via strategica, se il comune è un attimino bravo, potrebbe coinvolgere i privati, ma anche i stessi amatori, cioè sentire la FIAB, fare tipo la sagra della bicicletta con le video, con la guida che ti porta, ti fa vedere le case, le cose, tiri su quei 2-3 mila euro che ok non sono tantissimi, però Vabbè, lì devi fare un intervento sostanziale che costa. ci mandano in Italia ogni opera che devi fare voleranno via, non so, diverse centinaia di euro. Sì, no, ma almeno per la manutenzione ordinaria. Fai quella giornata di Parlo come io sono anche nel CAI e lì ogni sezione si prende ogni anno dei sentieri e fai la manutenzione. Qui è la strada, è di qua. Sì. C'era un ponte militare, quindi entravi proprio in paese a Malborghetto. È venuta giù una piena, cosa ha portato Quella via? piena se l'è portata via e poi ritornavi via da quello, perché è carino, è qualche casa medievale. La linea è completa. No, la questione è che io mi sono messo nei panni di uno come Infatti non c'è nessuna indicazione. uno che esce, magari basta un cartello, anche lì appena fuori dalla stazione, basta un cartello che dice di qua, di là. Sì, allora tu il percorso ciclabile lo prenderesti appena uscito dalla stazione, però devi andare giù, quindi prendere l'ascensore se ci entra la bici. E c'è un tunnel ed esci proprio sulla strada. Infatti io su dove siete collegati anche voi. Google Maps avevo visto che c'era un collegamento, Sì, l'ho cercato, alla fine mi sono trovato sulla strada, ho detto non sto qui a perdere. No, infatti, noi siamo andati su perché volevo vedere, mi sono sbagliato anche io, pensavo che fosse quell'altra strada, che fosse già la statale che va in Slovenia, invece no, una secondaria che poi si ricollega. Manca un po' di collegamenti Manca tutta la cartellonistica. Adesso era uscita la notizia l'anno scorso che dovrebbero fare proprio un treno che da Udine va a Cagliari, specifico per i ciclisti. Perché probabilmente hai visto, si è fermato lì, i locali non ce n'è nessuno che va. Qua adesso c'è la fisica della ciclabile, c'è il guado. Dove mia moglie si laverà, si voglia riprenderla, ogni volta si fa il bagno. Che vi chiedo? Ecco, qui siamo al guado che è pulito, però c'è sempre presenza di acqua, quindi bisogna farlo con molta attenzione. L'ideale sarebbe mettere magari qualche tubo di cemento e fare un percorso sopraelevato. Tira il freno. Voi vi fermate qui? No, devo recuperare la moglie. Ecco quale può essere un problema dovuto a questo guado.
appunto la difficoltà per chi ha questa tipologia di cicli di trovarsi i disabili, quindi così entrato nel giro dei disabili, c'è un gruppetto che è austriaco molto attivo e questi un attimo solo. Non ho avuto il terrore di aver perso la macchina fotografica. dopo l'amorosa mi uccide. Praticamente mi ha chiesto se di organizzargli di venire giù a fare una vacanza lungo questo, perché avevo visto le foto, però chiaramente loro lì non ci passano, neanche morti. No, bisogna qualcuno che faccia assistenza. Sì, se con lei ad esempio scendo, ma che vada altri da piccoli di questo, uno che con l'handbike. Sempre perché la pista ciclabile l'ha fatta qualcuno che di biciclette. Non so che soluzione, perché abbiamo fatto quella roba lì. Sì, bastano 4 tubi in cemento proprio. Infatti il pezzo che prosegue verso l'Austria, poco prima di Nascia, quando la situazione si sarà fatto un serguato, il tubo di cemento sotto. Poi c'è comunque un po' di cemento liscio, in caso di piena il corrente passa sopra, in caso di piena non penso che ci vada. No, non penso che in quei giorni sia in giro. Mi è capitato una volta che aveva piovuto e c'era appena un po' d'acqua, la gran parte dell'acqua andava per sotto. Qua sicuramente dovrebbe più sicurezza. Scelte discutibili. Sì, infatti. Di fare il tratto della via. Sì. Quella diciamo che sempre sarà così. Hanno aperto lì del ponte della ferrovia. Guarda che da un bel periodo andato a vedere quando Lascia stare, va. Adesso la scappatoia per trovare le opere, quel caso lì si chiama Montano, però l'autorizzazione è la via finale che si chiede l'autorizzazione ha trovato la scappatoia e la regione di affidare a fare tutto quello per i passi turno. E qui si continua dritto. Adesso riprendiamo la strada ordinaria. Qui si riprende la strada ordinaria, però una cartellonistica specifica sarebbe stata una buona cosa. Infatti la ciclovia per andare verso il su è segnata, però appunto questo tratto qui per chi viene da Treviso non è ben segnalato. E comunque manca in generale tutta una cartellonistica, perché ho scoperto che c'è un tratto di ciclabile che porta a Malborghetto e c'è un innesto molto anonimo sulla sinistra venendo in giù, che effettivamente solo una persona che conosce il tratto farebbe, mentre un turista molto probabilmente andrebbe via dritto, così perdendo un'occasione di opportunità per il paese di avere una persona in più. Quindi sempre nell'ottica del cicloturismo. Quindi effettivamente se da un lato il fondo stradale, la condivisione con le auto è ottimale, dal punto di vista cartellonistico è ancora un po' carente e bisognerebbe fare delle semplici opere a partire dalla stazione di Tarvisio, perché da dietro la stazione c'è già un collegamento che porta alla ciclovia, però o si conosce la strada o altrimenti uno deve scendere tramite ovviamente la strada ordinaria in paese e dopo lì trovare le
poche indicazioni, oppure chiedere alle persone del luogo di indicargli l'accesso più vicino. Se parlo io da solo. La ferrovia correva sotto, qui c'era l'altro tunnel. Parecchie volte. Salve. Buongiorno. Ah sì, qui è un punto critico. Comunque asfaltato, può essere portato via, perché c'è ancora i resti. Sì, sì. Ah, quindi era stato asfaltato. Era in cemento, era Va bene. via. La cosa stupida è questa salita, immagina una persona anziana, se questa la fai è bella tosta. Sì, Una persona anziana magari con i bagagli. Non si è capito perché abbiamo fatto fare questo giro, quando la ferrovia, il ponte è perfettamente seguita, via dritta. Ma non c'è un modo di collegarsi? C'è la strada, non so se dico ma era pieno di strade. Sto pensando di fare qualcosa, di completare. Dico, farla perché non lo sai, tu arrivi da lì che è piano. Appena arrivi ti trovi questo muro, quindi non hai né tempo di cambiare marcia. Né di prepararti psicologicamente. E forse è meglio perché si sa che questa terra. Ma forse sai, ogni tanto ci sono anche il fatto che alcuni tratti magari sono sotto demanio, su cose strane e lì non possono metterci le mani più di tanto, c'è anche quel... Ho comprato tutto all'epoca, hanno venduto il servizio ferroviario, è stato acquistato tutto La regione? La regione, credo. La regione o provincia. Cioè iniziano anche a fare la scusa che non dicevano che si la cosa. Secondo me questi qua ci stanno già pensando bene, eh? Proprio troppo bene. Buongiorno. Sì, diciamo che dal punto di vista paesaggistico non è che offra molto, però è bello. Tipo paesaggio alpino. No, io ripenso al tratto prima di Tarvisio che era spettacolare. Sì, le Alpi Giulie. Spettacolare. Il punto naturalistico è straordinario, moltissime essenze vegetali. Poi anche per il turista ci sono questi giardini qui Sì. che sono ideali. Passi d'estate con tutte le foglie, sei nel bosco, esci e l'erba che è verde smeraldo, chiude dall'altra parte. Oh, un po' di cartellonistica che ci dice che abbiamo finito, siamo
Stiamo uscendo dal comune di Umbrico. Località. Località Umbrico. È una cosa, ad esempio, quando hai finito di fare lo scoglionamento da Camporosso, c'è tutto da punto di vista geografico che è di straordinaria importanza, perché da una parte sei nel bacino del Danubio, Scollini e sei quello dell'Adriatico. Poteva mettere qualcosa, è uno dei passi più bassi della... preoccupante che avevo tutta questa... forse... Doveva finire nella città. Cioè, direttamente in piomba. No, ci passa di qua. No, va giù di... Lo fanno sfilare a... beh, ci mancherebbe altro, sarei il giorno dopo incatenato qua io. Si dice Santa Caterina, che lì è una caratteristica, non ho pensato assolutamente nessun collegamento. E adesso che arriverà sto mostro qui... Sì, ancora meglio, ancora meno una discesa, colleghi sulla rete stradale. Ancora peggio il bagno di Sunuta che dopo, dove lì ci sono più progetti di sistemarlo, bagno perché era interno, molto droga. Sì, sapevo. Avevano già fatto tutti i progetti per una scoperta. Anche lì non riesce a finire. Una stradina bianca che forse viene su e giù la gente, si è un po' battuta. No, devono uscire dall'ottica del vecchio turismo. Non è... Deve essere un sistema integrato di servizi e di trasporti. Che la fortuna del Friuli è che è indietro, perché in Veneto hanno fatto di quei obrobi micidiali. Cioè, io andare su al lago di Santa Croce e vedere i sub mi è venuto il male all'anima, no? Se parlavo di Santa Croce, che strada hai fatto? No, anch'io in auto, però un'auto in 4 persone, per andare a fare l'escursione. Altre strutture che qui veramente... erano costruite per durare. Stile alpino all'epoca, fa proprio porcherie, quindi le stazioni nuove invece moderne. Questi pali tremendi. Just the way it is.
questi blocchi qui che sono veramente illogici, perché se magari qualche me ipotizzo che l'unico scopo per cui siano stati messi è c'era un cartello scritto qualcosa. Pezzo era già stato un intervento 2 o 3 anni fa, cioè fai la prima che corre della base ha fatto un bel intervento 2 anni fa, è stato talmente funzionale che dopo l'anno successivo era già stato mangiato Bel fella. nuovo, e quest'anno mi sa che è andato giù anche la ciclabile, adesso vediamo. Ecco, ci apprestiamo a seguire un tratto che teoricamente è chiuso, quindi non bisognerebbe percorrerlo, però siccome mi fido di più di una pista ciclabile che magari ha qualche problemino che della statale, a mio rischio e pericolo seguirò questo tratto. Ovviamente massima cautela, caschetto in testa e velocità moderata. Qui abbiamo, questo è il Pella? E qui abbiamo il ponte sul torrente Sella, molto panoramico, infatti adesso mi fermo a fare un paio di foto. La scomodità di quel mezzo lì è salire. Prendere pratica, partire più che altro. E quando ci avrò qualche soldo, 2, 4, 5, ma anche 5-6 pensieri li faccio. I veicoli, il modello mobile dovrebbe essere il futuro per la città, ad esempio. I veicoli tipo quello di mia moglie carenato, quindi se piove Hai sotto la protezione. sì, sei Ma coperto. anche sopra la cupola? Ci sono più versioni, se vai anche sopra sono velocissimi perché sono molto più aerodinamici. Il problema è che essendo un assetto basso io ho tanta paura di visibilità. Ovviamente il bagnerone Sì, tipo se fai in Olanda dove hai i giochi dappertutto. però ad esempio quando c'è un mezzo pesante che hanno la visuale alta e non vedono sotto, Vedono anche con la bici, se hai il furgone davanti a fianco, sì, sei coperto comunque. no, ma dico, però nell'ottica di appunto un cicloturismo Sì, particolare, cioè che usi soltanto vie protette sicuramente e macini tanti chilometri al giorno, sicuramente non hai le pieghe da decupito alle chiappe, ecco. E ora abbiamo fatto cosa? questo giorno è In un'oretta e mezza abbiamo fatto 30 km. sì, questa la fai veloce, quindi discesa. Sì, è media dei 28 km orari. Andare su un po' di meno, ma comunque non ha grosso intervento. No, ma infatti io ho detto perché io sono andato quest'inverno su in Austria, passando appunto per il passo di Coccau. No, perché non mi ricordo bene il nome, ecco, per quello. E guardando giù, appunto, ho girato per la statale, ho buttato sull'occhio, ho detto no, cavolo, vedevo le aree di sosta. No, ho visto un'area di sosta, ho detto che strano che ci sia un'area di sosta lassù, forse l'Alpe Adria. E dopo sono stato attento tutta la strada, ho detto cavolo, l'hanno completata. Quindi sì, completata e richiusa. Ma infatti, cioè, tipo per 2 giorni sono stato lì felice a scondizzolare, vado in internet, è chiusa ad ogni, ma come? Anche da me dove... No, hanno riaperto il completo. Ah, ecco qui
questo qui vedi tutto il muraglione, sopra c'è il torrente. Io ero andato su, no, ma perché cavolo hanno fatto sta roba? E poi vai su c'è il muraglione e il torrente dentro. Ecco, qui c'è la seconda famosa galleria dell'Alpe Adria. E sì, molto, molto corta, però è molto suggestivo vedere questo muraglione con la galleria nel mezzo. Oltretutto abbiamo anche appena passato un'altra area di sosta, quindi effettivamente c'è stata un po' di attenzione nel realizzare questa via e ovviamente c'è ancora ampio margine per migliorarla, di sicuro, specialmente negli svincoli che portano ai paesini che attraversa, magari segnalandoli bene e creando delle uscite ad hoc. E quella galleria là, cos'era? La vecchia... Come stanno dopo, sarà il mercato. Ah. La ferrovia correva più, Sì. quella nuova comunque corre molto più dentro. Sì, dovrebbe essere in galleria adesso. Sì, invece hanno tolto, c'era la vecchia, c'è una base NATO sopra di radar, Sì, sì. tutti i radar, e c'era la funivia che passava, infatti avevi più o meno qui, c'era una protezione che non messo in caso che cadesse qualcosa sulla linea ferroviaria, quindi una struttura in tre. L'hanno tolta l'anno scorso proprio. Quella lì sarebbe... È una cosa caratteristica, è un sistema, per uno delle poche che aveva il motore qui invece di averlo in testa. Potevano lasciarla come archeologia, Sì. come cosa dopo magari, perché è una cosa che mi ha fatto un po' pensare. Anche qui era chiusa per tutto il mondo. L'anno scorso non è che ci si fosse. Sì, non è che ha Vedi che mangiato. qui sta mangiando il piede. Ecco, questo è il motivo per cui questo tratto era chiuso alla viabilità. Come potete vedere il Fella sta erodendo la fiancata e sta arrivando anche al manto stradale praticamente, quindi qui bisognerà fare un serio intervento di consolidamento della banchina stradale e spero che lo facciano prima che la natura faccia il suo corso e si porti via direttamente tutta la strada. Allora sì che ci saranno delle spese ben più ingenti di quelle che possono essere previste ora. Oggi che è il 17 aprile 2011, stando senza particolari cautele si può percorrere tranquillamente questo tratto, però appunto le protezioni sulla sinistra sono cedute, stanno cedendo e la sede stradale ancora regge, però chissà per quanto. Prossima piena. Vabbè, questa qui era una cosa un po' difficile anche da prevedere. No. No? È logico, gira, io non sono ingegnere, insomma, bella che fa la curva. Io non so che soluzione avessero adottato quando c'era la ferrovia, comunque correva qui la ferrovia. Però non può buttare solo ghiaia, devi anche farci una struttura un po', metti i massi, qualcosa. No, qui vedendo così dopo io non sono un ingegnere meccanico. L'unica alternativa sarebbe scavare la parte sinistra, spostare la ghiaia sulla parte destra. Ovviamente lui un po' alla volta tenderà sempre a mangiare un po', però se fai un intervento ogni 3 anni immagino. La piena, tutto sotto, cioè passano delle masse d'acqua. No, enormi, sì. No, sicuramente tipo dei terrapieni così come sono lì, sì, sarebbero da fare. Sì, come per le strutture là, qui è praticamente sì. Sì, muri di contenimento per evitare l'erosione. È spuntato anche un po' di sole qui. Adesso bisogna variabili. Variabile significa non sappiamo che tempo c'è.
Vuol dire che c'è sole, ma può venirti anche qualche pioggerellina. E non so se hai notato, da quella volta che ci fu il casino della Pasqua di 2 o 3 anni fa, che avevano messo pioggia, che poi non era più... È venuta la rivoluzione. Adesso se noti ne mettono variabile. Come rogne loro, se Rogne lì è malattia mentale. Sì. Dai. Capita tutto di sbagliare. E sono le previsioni del meteo, cioè da lì all'astrologia il passo è... No, beh. Basta che cambi il vento e ti modifica completamente la previsione. No, ma ho visto che nell'arco di 1 o 2 giorni il sito ilmeteo.it è abbastanza molto affidabile, ma cose del tipo mette pioggia alle 20, alle 20:05 inizia a piovere. Proprio. Porca la miseria. Guarda qua un'altra struttura, ma questa è abitata. Queste sì, superate. C'è anche qualcuna di quelle che abbiamo visto sopra che sono abitate. Secondo me... Finisce la ciclabile sul vecchio tratto della ferrovia. Qui si vede che c'è un percorso che continua, però siamo obbligati a seguire una strada secondaria, una strada pressoché deserta, quindi senza alcun pericolo, però ovviamente bisogna considerare che si può incontrare qualche automobile in transito. Siamo in località San Leopoldo, frazione di Pontebba. Concludo questo video qui e dopo proseguiamo in direzione Pontebba e poi verso Dogna e Chiusaforte.